Davide Boneddu, presidente regionale della Società Geologica Italiana. La Sardegna sta attraversando una siccità che non si vedeva da anni. Quali potrebbero essere le soluzioni per utilizzare al meglio le risorse idriche che comunque non mancano? Sì, infatti io partirei da questa ultima considerazione. Noi abbiamo attualmente circa 900 milioni di metri cubi di acqua invasata nei circa 50 bacini artificiali della nostra regione. Il primo problema è che quest'acqua non è equamente distribuita. Allora, primo asset di intervento, interconnettere tutti i bacini. Non deve accadere che laddove piova magari particolarmente in un punto e meno in un altro, l'acqua in eccedenza venga dispersa al mare. L'acqua va ridistribuita col sistema di interconnessione. Il secondo asset, a mio avviso, è quello di migliorare, incrementare, implementare la rete di distribuzione dell'acqua, dai bacini soprattutto verso tutto quel comparto produttivo, agricolo e zootecnico che oggi, in questi mesi di stagione particolarmente siccitosa, probabilmente una delle più siccitose del secolo, sono entrati immediatamente in crisi. L'ultimo, da geologo, un tema sempre particolarmente caro ai geologi, implementare gli studi sulle acque sotterranee. Non sempre sono utilizzabili. La regione Sardegna è ricca di acqua nel suo sottosuolo, laddove queste sono utilizzabili possono essere un valido tampone per superare, diciamo, periodi così particolarmente critici come quelli che stiamo affrontando in queste settimane. Da più parti, anche a livello universitario, si è suggerita la soluzione di realizzare dei dissalatori. Qual è la posizione vostra? Assolutamente non credo che sia questa la priorità di intervento. Peraltro vorrei ricordare che in Sardegna esistono già 3 desalinizzatori, a parte i costi di gestione elevatissimi, ci sono anche dei costi stessi dell'acqua depurata che ricadrebbero sull'utenza. Le priorità sono le altre, quelle che abbiamo in qualche modo elencato in precedenza.